Sarà una UNESCO Cities Marathon nel segno della pace e della fratellanza tra i popoli. Anche nel 2016, l'unica maratona al mondo che collega due siti appartenenti al patrimonio dell'UNESCO avrà come partner Auxilia Onlus, importante organizzazione che svolge attività di volontariato nel campo socio-assistenziale e promuove i diritti umani, in particolar modo dell'infanzia, in Italia e nei paesi in via di sviluppo. La Maratona della Pace si svolgerà il 28 marzo 2016, giorno di Pasquetta, sull'ormai classico percorso da Cividale del Friuli ad Aquileia passando per Palmanova e sarà arricchita da un intenso programma di eventi collaterali che si svilupperà per l'intero weekend pasquale. Sul sito www.unescocitiesmarathon.it, nella sezione Accommodation, sono già disponibili le soluzioni più vantaggiose per trascorrere una vacanza nella regione Friuli-Venezia Giulia all'insegna della corsa, ma anche di una riflessione, più che mai necessaria dopo gli atti terroristici che hanno sconvolto il mondo nelle ultime settimane, sul tema della pace. Quella del 2016 sarà una maratona sulla classica distanza dei 42 km, valida anche come campionato regionale del Friuli-Venezia Giulia, aperta anche alle handbike ma non solo. Sono previste anche una staffetta a coppie con un tratto da oltre 25 km in alto da oltre 16 km e la Julia Augusta Run, una prova sulla distanza di 16 km e 595 metri, aperta pure agli appassionati del Nordic Walking che percorrerà il tratto finale del percorso della maratona. Traguardo per tutti nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia. L'UNESCO Cities Marathon anche quest'anno coinciderà inoltre con la Run for Life, la 20ª marcia per la vita, una corsa a carattere non competitivo che si svilupperà su 3 percorsi di 7, 12 e 21 km che toccheranno i luoghi più caratteristici di Aquileia. Nel 2016 l'UNESCO Cities Marathon sarà arricchita da una gara dedicata agli atleti diversamente abili. Sul veloce percorso da Cividale ad Aquileia, grazie al coinvolgimento organizzativo della società Basket e non solo, saranno anche assegnati i titoli regionali di handbike e triciclo per il Friuli Venezia Giulia, un motivo di richiamo in più per una maratona da non perdere.